Ho proprio voluto pubblicare questo video dove da una parte ringrazio la mia comunità e dall'altra confermo la disponibilità di continuare a servirla con grande passione, con grande responsabilità e spirito di servizio. Non ha aspettato l'anno nuovo Mario Conte per ufficializzare, se ce ne fosse stato bisogno, la sua ricandidatura a sindaco di Treviso la prossima primavera. Ha scelto il clima di Natale dando spazio innanzitutto alle parole grazie e impegno. Io sono pronto a condividere questo viaggio, a mettermi a disposizione con la stessa dedizione, con lo spirito di servizio e il senso di responsabilità dimostrati finora. Il futuro che ci attende è fatto di grandi sfide. Questo era il periodo giusto per, non dico sciogliere le riserve, perché quando si parla di servire la comunità non devono esistere riserve da sciogliere, ma semplicemente ribadire alla mia comunità la volontà di continuare un cammino iniziato con loro. Lei non ha di fatto ancora nessuno sfidante ufficiale. Ma io sono abituato a guardare in casa mia. Quanto succede in casa d'altri francamente non mi interessa, non mi appassiona, e se non c'è ancora un candidato significa che evidentemente stiamo lavorando molto bene. È delle proporzioni di forza all'interno della Lega e degli altri partiti che comporranno la coalizione che Conte si deve semmai occupare ora più che degli avversari, fermo restando che quella che lo attende non è una campagna elettorale in cui intende spendere troppe energie. Io ho una responsabilità e ho un impegno preso con i miei cittadini e lo svolgerò fino all'ultimo giorno con grande passione e con grande impegno. Quindi parteciperò ovviamente ai dibattiti ufficiali, però non intendo dedicare troppo tempo alla campagna elettorale. Sono chiamato a svolgere un servizio per i miei cittadini e quello farò fino all'ultimo giorno. Io sono pronto, con voi, come diceva l'abate Luigi Bailo, per solo amore della nostra città.